capisco tutto questo entusiasmo, tutta questa felicità che sta fuori. Ciao Beppe, mi guardi sconvolto. Io sono al comune da 7, 8, 9, 10 anni. Dico 10 perché suona meglio, 10 anni. E tutto a un tratto c'è questa cittadinanza che vuole intervenire, vuole svegliare i cadaveri, ma i cadaveri non si possono svegliare. Mi hanno costruito un loculo qui al comune da qui. Controllo tutto, faccio tutto, non faccio niente, ma lo faccio comodamente. E invece c'è Roberto Fico che vuole svegliare i cadaveri. E presentare proprio fisicamente la nuova concezione, secondo me, che questa la vera rivoluzione, come a volte diciamo noi la rivoluzione, che è la rivoluzione della rete, la rete tra le persone. E il concetto di rete oggi è fondamentale perché questa è la nuova avanguardia della cooperazione, e la cooperazione più che globale, la cooperazione locale tra cittadini, quello che ieri noi credevamo che era impossibile, oggi invece è possibile. Da questa cooperazione nascono una marea di progetti. C'è una rete prima che va sviluppata e la dobbiamo sviluppare tutti sui territori in maniera fondamentale, che è la rete civica di cooperazione, quello che prima non riuscivamo a fare oggi non riusciamo a fare. Il concetto di cooperazione anche energetica, come dice Beppe, perché il concetto di rete passa attraverso vari concetti: rete internet, e quindi è democratica, rete energetica, produciamo e consumiamo, rete internet, produciamo informazione e diamo informazione, rete tra la cittadinanza, e nascono progetti meravigliosi. E qua c'è una rete fisica che si è creata in questi 3 anni e mezzo tra persone che non collaboravano e che adesso collaborano, e questa è solo una parte, perché oggi sono esperienze già maturate sui territori meravigliosi a cui noi abbiamo attitto e diamo cooperazione ancora maggiore a tutte le realtà che hanno lavorato già da anni e sono meravigliose. Questo non è unità, questo è il clan dei casalesi. Stiamo organizzando una rete anche e quindi è da queste esperienze, da persone che non si conoscevano, che nasce la nuova rete locale, la rete nazionale, e questo è il passo prima della lista civica, perché la rete civica, se noi lavoriamo sulla rete civica faremo delle liste civiche meravigliose, perché oggi siamo a Firenze e abbiamo presentato tutti dal basso, cooperando, una carta di Firenze, e questo Firenze che rappresenta l'umanesimo, il rinascimento. Qui noi dobbiamo presentare prima di tutto un riumanesimo, perché la rivoluzione è culturale. E qua ci sono una marea di progetti dove non ci sto io dentro, non ci sta Salvatore, non ci sta Giovanni, ma per esempio c'è Luca, c'è Beppe in un altro, c'è Pozzoli, c'è Chiaiano, c'è Andy di Faenza, tutti i progetti a cui attingiamo tutti quanti. Quelli fosforescenti sono di Chiaiano. Sì. Questo significa una cosa: l'innalzamento dell'intelligenza collettiva libera. E questa c'è questo progetto che è diventato rete perché sta diventando presente in molte regioni d'Italia, che è questo progetto di comunità complementare, che ha tutte le basi di ciò che noi portiamo avanti come concetti di libertà, di economia diversa, eccetera. Non ve lo racconto, provate a esplorarlo anche voi, è una moneta libera dal debito. Chi si divide si deve riunire, perché oggi sono i temi e le persone centrali, dobbiamo essere insieme, passi indietro per stare tutti quanti avanti, ci uniamo in